Beh, diciamo che all'inizio sono rimasta così un po' perplessa, effettivamente, però è stato coinvolgente, veramente. Bravi. Uno spettacolo che merita, insomma, colpire. Grazie, anche per lei. Anche per me. L'ho trovata un'esperienza molto coinvolgente e emozionante, devo dire. Conoscevo solo a larghe linee l'opera di Chekhov e questa mi sembra un tentativo così di renderla molto molto più vicina a noi e chiunque credo si sia potuto sentire coinvolto a livello emotivo, insomma. Quindi un'esperienza positiva. Assolutamente sì, assolutamente. Sì, è reso tutto in modo molto semplice, in modo che ci sia un'immedesimazione molto forte negli spettatori, perché è reso nella contemporaneità, no? Cioè ci si medesima, ci si ritrova nella vita di queste persone. Ecco, e poi se posso aggiungere, ho trovato gli attori molto competenti, molto bravi e con delle voci bellissime, tutti. Comunque in uno spazio così Spazio ristretto, piccolo, quindi risaltava sì. tutto. Tra l'altro, esatto, si viveva proprio l'esperienza. Sicuramente è stata un'esperienza molto originale e sicuramente ha trattato un tema probabilmente della desolazione continua dell'uomo e forse anche la cosa che ha voluto rappresentare è il fatto che puoi impegnarti quanto vuoi, ma alla fine il destino cerca sempre di metterti un po' il bastone tra le ruote e alla fine ti ritrovi sempre in situazioni dove hai veramente difficoltà poi a riemergere. E sicuramente questo tipo di interazione con il pubblico per me è la prima volta e mi è piaciuta parecchio.